Ben ritrovati all'Arsenale Porta il Cinema in Salotto, rassegna promossa dal Cineclub Arsenale in questo lungo periodo di quarantena, rassegna che ci sta permettendo quotidianamente di mostrare il cinema che ci piace, quello che ci permette, come dire, di esplorare anche vari generi, e oggi è un giorno per noi importante e particolare perché a chiacchierare di uno dei film che abbiamo amato in assoluto negli ultimi anni, che è Song e Napoli, abbiamo i registi, i Manetti Bros, Marco Manetti, Antonio Manetti, che ci tornano a trovare. Grazie per aver accolto l'invito, Antonio, Marco, a chiacchierare, come dire, di una commedia decisamente fuori dagli schemi, che racchiude il poliziesco, che ne racchiude tanti altri di generi come è da sempre il vostro cinema. Grazie davvero per essere qui. Antonio, a te ben ritrovato, perché appunto a distanza di qualche anno dalla presentazione di Amore e Malavita ti ritrovo, seppur in video e non fisicamente a Pisa, però ti ritrovo. Grazie davvero. Grazie a voi dell'invito. Ci fa molto piacere, fa piacere, peccato non essere in sala a Pisa, è una sala bellissima, Marco non c'è stato, quindi la prossima volta, insomma, quando si potrà, verremo volentieri tutti e due, perché è stato veramente un bel incontro. Allora, in attesa delle domande che arriveranno da parte del pubblico, io parto sostanzialmente da quello che è il titolo, perché, come dire, Song e Napoli ci permette già di raccontare in maniera doppia quello che è il significato intrinseco, diciamo, del film, perché se da un lato è un atto di orgoglio di napoletanità, di racconto, di atto d'amore, se vogliamo, nei confronti di una città che non è la vostra, ma che avete imparato ad amare e a raccontare in due film uno dopo l'altro, dall'altra parte chiaramente riguarda quella che è la canzone napoletana, chiaramente la Song e Napoli. Allora, la cosa che vi chiedo e che mi interessa particolarmente è questa. Napoli negli ultimi anni il cinema italiano l'ha raccontata molto, soprattutto la periferia, attraverso la serialità televisiva, ma anche tanto cinema. Voi ritornate nei quartieri del centro per raccontare una Napoli che sembrava invece paradossalmente sparita dal cinema, una città che sembra essere stata creata per essere raccontata dalla macchina da presa. Sì, ciao a tutti, intanto io non sono mai stato al cinema di Pisa, quindi intanto vi incontro qua, però speriamo che ci sia possibilità di venire ancora, esatto, incrociamo le dita. Sì, diciamo che il titolo appunto è un'affermazione del protagonista, perché la storia è la storia di un poliziotto, di un ragazzo, di un signore, non so che termine usare, che in qualche modo, come tanti napoletani, no? Ama Napoli ma non lo sa, e quindi la denigra, ne parla male, la critica, e nel corso del film imparerà ad amare la sua città. Secondo me, più che imparare ad amare, imparerà ad accorgersi che la ama, perché questa è una caratteristica di molti napoletani. E poi sì, c'è gioco pure con la canzone, chiaramente, che si parla di musica napoletana. Noi abbiamo praticamente conosciuto Napoli facendo questo film, ed abbiamo imparato, abbiamo cercato di mettere quello che imparavamo, no? Della città mentre lo scrivevamo, mentre la frequentavamo. E la prima cosa che è successa è che effettivamente il cinema, non tanto adesso quanto il cinema degli anni precedenti a Song e Napoli, perché sono passati, adesso non mi ricordo la data, insomma, è passato qualche anno, era un cinema che raccontava non solo il cinema e l'informazione. Napoli aveva preso una strana piega, perché si parlava solo di camorra e di spazzatura, prima di tutto, no? E poi, anche parlando di camorra e di spazzatura, si parlava quasi solo di Scampia, che era diventato questo quartiere, che era diventato Napoli, il simbolo di Napoli. Napoli è una delle cartoline del mondo. Io penso che se tu vai a New York e prendi una persona a caso e dici quali sono le città cartoline del mondo, a caso tra i 5 ci mettono Napoli, no? E invece noi, sempre un po' autodistruttivi, facevamo vedere solo Scampia, che è un quartiere, grande rispetto per gli abitanti di Scampia, ma brutto, non bello, no? E noi quindi abbiamo cercato, e quando siamo arrivati a Napoli, la prima cosa che ci hanno detto i nostri lavoratori napoletani del cinema, no? Quando uno va in una città si rivolge al location manager, film commission, e inizialmente poi abbiamo trovato un grande calore nell'aiuto. Ci hanno detto chiaramente non si può girare al centro, perché girare al centro di Napoli è troppo difficile, il cinema non ci vuole mai girare, i vicoli sono troppo stretti, poi ci stanno quelli che chiedono il pizzo.
E noi, me lo ricordo, proprio la prima volta andammo a Napoli, dicevamo proprio, non eravamo ancora convintissimi di fare questo film, abbiamo detto, ma no, se è così preferiamo non fare il film, se non veniamo proprio, se non possiamo andare al centro. Siamo andati apparentemente, temerariamente al centro, e invece è andato tutto bene, insomma. No, devo dire che è una cosa che non so, senza vantarsi, insomma, no? Però è una cosa, ci siamo accorti, e non solo noi, mi sono accorto che da là in poi, da Song e Napoli in poi, il centro si è ricominciato a raccontarlo. Cioè, molti altri film, da dopo Song e Napoli, non solo sono tornati a girare al centro, ma sono tornati a raccontare una Napoli allegra, diciamo, no? Non solo una Napoli depressa e di periferia, ma una Napoli centrale, allegra, è quella che Napoli è sempre stata, forse, no? Nell'immaginario comune e nel cliché più classico è sempre stato quello. Invece negli ultimi anni, prima di Song e Napoli, c'era solo, diciamo, sangue e lacrime. Infatti noi abbiamo coniato una specie di slogan, no? Dicendo che di fronte a una certa gomorrite e alla spazzatura riprendetevi Totò Truffa. Almeno Totò Truffa è un cliché più bello. Assolutamente, ma infatti la cosa parecchio interessante è che chiaramente andando a raccontare quella che è la zona di Scampia in particolare, inevitabilmente si va a raccontare quella che è la camorra. Voi l'avete, la camorra raggirata, presa in giro attraverso la commedia, lo fate qui e lo avete fatto poi in maniera ancora più pungente, devo dire, anche in alcune canzoni, in alcuni brani del film successivo di Amore e Malavita, proprio anche le vele di Scampia. Quindi diciamo che il racconto della camorra inevitabilmente passa anche da questi vostri film, e la visione che è diversa, perché la commedia, come dire, lo humor ai Manetti non è mai mancato, anche quando hanno trattato, soprattutto quando hanno trattato anche generi e temi apparentemente distanti dalla commedia. Ma guarda, ti dico solo questo, che Mao Zedong diceva che bisognava seppellire i nemici sotto una montagna di risate, no? E se ci pensate, mai è più appropriato, perché forse una certa agiografia quasi compiaciuta della camorra in un certo tipo di fiction a sfondo camorrista, sì, la vuole criticare, no? Però poi di fatto faceva una certa fascinazione, no? Certo. Nei ragazzi, per esempio, no? Che si chiamavano con i nomi. E in effetti noi, prendendoli un po' per il culo, forse li buttiamo più a terra, nel senso che non li possiamo arrestare, non li possiamo sparare, però forse noi artisti li possiamo prendere un po' in giro. Allora, arrivano le prime domande. Su Facebook Roberto ci scrive: come in ogni poliziesco che si rispetti non mancano gli inseguimenti. Quali sono state le difficoltà maggiori per realizzare quelle scene e cosa avete imparato dai registi artigiani del passato come Lenzi, Martino e Castellari? Chi di voi due? Ma provo a iniziare una risposta, poi vai. Nel senso, sì, la difficoltà c'è in tutte le scene, devo dire, guarda, è veramente senza rendere questo mestiere troppo difficile, perché è anche facile per altri punti di vista. Però la difficoltà è anche girare una scena di dialogo, anche girare una persona sola che pensa, non so come dire. Quindi le scene d'azione non sono più difficili, ci vuole veramente un modo diverso di girarle. Noi diciamo non abbiamo studiato sicuramente attraverso i vecchi film italiani degli anni 70, sono film che ci divertono molto, ci piacciono molto, e vedendo Song e Napoli sembra che abbiamo preso, cioè sembra, insomma c'è, no? Dei riferimenti ci sono, però non abbiamo studiato quel cinema là, diciamo. Il nostro cinema di riferimento è più riguardo soprattutto alle scene d'azione, è più il cinema d'azione anni 80 americano, Sì. che anche quello non è che l'abbiamo studiato analizzandolo, noi non siamo dei registi né cinefili che studiamo tutte le inquadrature, né studiosi in quel senso. Pensiamo che per raccontare una scena serva il totale, poi una stretta sulla ruota, poi lo pensiamo quando pensiamo alla nostra scena, cosa deve raccontare la nostra scena, e in quel momento capiamo come raccontarla. La difficoltà, la difficoltà di girare la scena d'azione chiaramente è che devi
non solo bloccare delle strade e quindi ci vuole più tempo, devi stare attento che non ci sia una persona per strada, devi stare attento, Certo. devi chiamare l'istante, quindi chiaramente per fare le scene più cose, per questo sono difficoltà banali, ovvie, diciamo. E le difficoltà in questo caso sono state forse anche il fatto che abbiamo usato una macchina d'epoca che era non solo d'epoca, ma era non d'epoca perché era svolto negli anni 70 il film, ma era tenuta da un come si dice, un collezionista, e qui non potevamo rovinargliela, e questo ha creato forse le più grosse difficoltà di inseguimento, perché abbiamo dovuto insomma stare molto attenti. E il momento in cui viene svelata sembra quasi Skyfall 007, quando rivediamo la macchina originale, è bellissimo, già appena appare, come dire, quella macchina lì. Marco, dicevi? Sì, no, volevo fare due piccole precisazioni. No, una così sull'ultima cosa che ha detto Antonio, che Antonio forse non si ricorda bene, perché la cosa divertente era che in realtà noi facevamo un inseguimento tra una vecchia Giulia tenuta da un collezionista e una Porsche. Noi abbiamo avuto delle difficoltà enormi con la Porsche, non riusciva a fare niente, la Giulia era tranquilla. A un certo punto gli autisti ci hanno detto: ma guarda, questo inseguimento è irrealistico, perché una Giulia la Porsche la raggiungerebbe subito, perché la Porsche c'ha un baricentro molto basso e nelle strade di Napoli un po', l'asfalto di Napoli non è liscio, c'ha delle pietre, non so come si chiamano, a Roma c'è Pietrini, a Napoli sono delle pietre. Nella salita in cui la Porsche non ce la faceva proprio, doveva andare a passo d'uomo perché era troppo bassa e rischiava di rompersi. E questo così lo volevo dire per l'orgoglio della Giulia. No, però voglio anche precisare una cosa, Antonio. In effetti, io se fa una domanda rispondo tecnicamente alla sua domanda. C'è una cosa che noi abbiamo imparato proprio da questi registi che lei cita, no? Lenzi, Martino e Castellari e una certa generazione di registi, che è essere italiani, no? Nel senso che molto semplicemente senza di loro questo non l'avremmo saputo fare. Noi riusciamo a girare un inseguimento di macchine con un budget che è, io direi, 20 volte inferiore al budget che userebbe per esempio un film americano. Noi abbiamo imparato ad arrangiarci dai grandi registi italiani degli anni 70 sicuramente, e abbiamo imparato che fare un film d'azione non debba spaventare, no? Perché spesso alle produzioni italiane sembra che è più costoso, no? E noi spesso, soprattutto lo giriamo Coliando, il produttore di Coliando ci dice meno scene d'azione, noi diciamo: ma mica un attore se corre invece di camminare costa di più, costa sempre uguale. Sì. Assolutamente. Devo dire che senza parlarne troppo, no, del nostro ultimo lavoro che stiamo montando, stiamo lavorando, qualcuno saprà di che parlo. Certo, lì gli inseguimenti sono stati una difficoltà, nel senso che hanno preso gran parte dei giorni di lavoro, cioè mentre si andava un po' più normali come ritmo nelle scene, diciamo, di dialogo, si andava un po' più lenti, essendo un film diverso, Song Napoli, nelle scene ci ha avuto parecchi giorni, e quello non siamo abituati. Noi siamo abituati che in un giorno fai una scena massimo, te la porti appresso nei giorni, invece abbiamo girato delle scene in tanti giorni e anche in città diverse. Qualcuno che ha lavorato con voi ci ha giurato che vedremo qualcosa di veramente diverso dal solito e di sorprendente, proprio nella direzione che stai dicendo tu, Antonio. Quindi vediamo. Noi però ci teniamo anche, non vogliamo parlare di Diabolic, però ci teniamo un po' per l'ansia di prestazione, un po' per onestà, e non so perché si dice questa cosa, lo dicono in tutti si aspettano da noi sto Diabolic, ma noi sai, i registi un po' irriverenti che noi siamo, ma non è il modo in cui abbiamo affrontato Diabolic. Noi, per chi legge Diabolic, penso che si possano aspettare quello che si aspettano. Ci terrei a puntualizzare questa cosa, sennò poi mi viene ansia di prestazione, sembra Va bene, torniamo a Song. Allora, su YouTube Sergio ci scrive: Lollo Love è diventato un personaggio iconico, ve lo aspettavate? Per me poteva diventare anche protagonista di una serie TV. No, non ce l'aspettavamo in realtà, l'abbiamo scritto e l'abbiamo amato scrivendolo, perché piano piano abbiamo capito noi scrivendolo che il vero eroe della storia era lui, no? Perché la vera storia era dire che poi una certa saggezza popolare, vittima magari di pregiudizi, era in qualche modo angelica, e forse probabilmente Lolo Love, che non sa scrivere una nota, è più musicista di Paco Stillo, che invece ha fatto il conservatorio, no? Però è successo scrivendo, non ce lo aspettavamo, però devo svelare qui ai nostri amici dell'Arsenale che è forse la prima traccia di capire che era un personaggio che poteva diventare leggendario è quando Giampaolo, che
insomma, per lui era stato scritto il ruolo di Paco, in realtà da noi, e Ah, lui ci ha detto no, io voglio fare Lollo Love, e noi abbiamo riscombinato tutto il film perché abbiamo seguito questo istinto del nostro amico fraterno di cui ci fidiamo tanto, e lui ha certo. visto che questo personaggio che c'era 4 pagine, Lollo c'è pochissimo nel film, in realtà questo personaggio poco presente forse era il più potente. Ma è poco presente, ma in realtà, come dire, ha una potenza effettivamente incredibile. Tra l'altro questo mi porta a chiedervi anche una cosa. Voi venite, prima ancora che essere registi cinematografici, e tra l'altro recentemente mi è capitato di scrivere proprio un saggio su Torino Boys per una pubblicazione che uscirà, speriamo, il prima possibile, Che male. che vi riguarda, sarà un numero Ah, ho capito, ok. importante, sì. E quindi devo dire ho riscoperto un film che mi mancava, ahimè. Già lì il tema, come dire, dell'amore e musica era molto presente. Tema presente lì, poi penso a Zora la Vampira, Songhe Napoli, e arriviamo poi chiaramente ad Amore e Malavita. Quindi da un lato vi chiederei questo connubio amore e musica che ritorna spesso nel cinema dei Manetti, come mai e con quale piacere, come dire, con quale gusto continuate a raccontarlo. E poi dicevo, prima ancora che essere registi di cinema, la vostra gavetta, e chiamiamola gavetta, come dire, visto i piccoli capolavori che avete regalato, è stata fatta nel videoclip. E la cosa interessante è che proprio all'interno di Songhe Napoli è presente proprio un videoclip, cioè Lollo Love, c'è questa sorta di inception, no? di film nel film, perché avete girato poi effettivamente anche un videoclip, per tornare alla domanda che ci faceva Sergio, di un cantante neomelodico napoletano che avete inventato, ma che sembrerebbe avere vita già da sé, no? Sì, abbiamo inizio questa domanda nel videoclip, certo, chiaramente serviva il video per il film e l'abbiamo girato, ma non solo, in realtà abbiamo girato 2 o 3 canzoni, Marco, 2 sicuro, non so se 3 addirittura video, Sì, non mi ricordo. secondo me 3, Esatto. 2 Cioè, sicuro, sì. durante le riprese noi ogni tanto ci fermavamo, vediamo un angolo, giriamo un pezzo del video di quella canzone e mettevamo il playback di una canzone di Lollo Love e facevamo un pezzetto di video. Poi in un'altra location vedevamo un altro posto, giravamo, quindi come un po' fanno anche nei melodici, no? Vedono un bel tramonto e girano un pezzo di video e quindi abbiamo fatto 3 video di cui uno poi si vede nel film ed è stato anche, diciamo, usato in promozione perché chiaramente è andato anche molto bene questa idea di distributore di fare promozione un video della canzone ma con i testi scritti sopra tipo karaoke, no? Con il pallino che girava Sì, sulle sì, parole. sì. E ancora penso su YouTube, è molto divertente. E quindi sì, a quattro video ci siamo anche, diciamo, informati, cioè siamo documentati, abbiamo visto tantissimi video neomelodici, abbiamo cercato proprio di fare un lavoro Napoletani, Antonio, giusto. sai che io un po' come Prati della Vittoria non amo sto termine neomelodici. Scusa. Vabbè, sì, sono d'accordo, no? Neanche io, neanche io. In questo caso siamo lontani dal film di tanti anni, mi scappa. Noi quando eravamo in Certo. promozione eravamo attentissimi a non dire mai questo termine, giustamente perché non ha senso, non ha veramente senso. No, Allora, lavoro in musica, volevo dire, l'amore e dirti, musica, lavoro in sì. musica. No, volevo dirti, poi magari Marco aggiunge qualcosa, che è vero che noi abbiamo sempre usato la musica nei nostri film, lo vedi in Torino Boys, tantissimo in Zora la Vampira, dove ci sono dei momenti anche di musical, no? Già in Zora. Sì, sì, sì. Ma come colonna sonora in tutti i nostri film, e quello lo fanno tutti i registi, diciamo come canzoni proprio, no? Come canzoni. Questo connubio amore e musica è Napoli che ce l'ha dato, perché come fai, ora dirò una cosa chiaramente che fa però l'amore, no? Che poi addirittura in Amore e Malavita abbiamo messo nel titolo queste 2M, no? Queste 2M. Sì. E in effetti a Napoli non puoi fare a meno dell'amore e della musica, è qualcosa che ti viene proprio conoscendo Napoli, girando Songhe Napoli abbiamo dovuto fare Amore e Malavita, c'è proprio entrato dentro di noi nel sangue, no? Questa cosa della musica e dell'amore come sentimento forte. E quindi è Napoli tanto che ci ha portato quello. Negli altri film c'è molta musica, ma non c'è solo amore, insomma, c'è anche Sì, assolutamente. cose. Però insomma sono anche le due cose più belle della vita, l'amore e la musica. Dai. Sicuramente. Decisamente sì, iniziano ad arrivare domande e chiaramente anche saluti. Allora, su YouTube i ragazzi del Fippili Horror Festival
Ci scrivono un abbraccio da Livorno. Se Morelli, ecco, bravo Anto, fai vedere quella maglia, bravo. Se Morelli doveva fare Paco, chi era la prima scelta per interpretare Lollo Love? E poi aggiungono, e poi Barrow tirerà su i Cincinnati Bengals? Allora, no, siccome le vedo scritte, volevo dire una cosa. Primo che la ultima domanda mi fa pensare che non è proprio Margherita, perché Alessio, io lo so chi la fa sta domanda. Lei c'è scritto No, Margherita. no, Margherita è la quella che ci passa le domande. Credo che sia Alessio. Penso che sia Alessio. Esatto, infatti. Però scusami, per un fatto mio, scusa, Antonio, scusami per un fatto mio di... Siccome le vedo le domande a fianco, abbiamo saltato un signore che ha fatto una domanda. Sì, te la leggo. Te la leggo. No, se è una scelta va bene. Sì, leggo non vuole che dopo. fosse... Non ti va bene, ok, preoccupare. perfetto, scusami. Va bene, grazie. Allora, no, su Barrow, dico, noi siamo dei tifosi dei Cincinnati Bengals, questo Alessio lo sa, perché lui purtroppo è un tifoso dei pessimi Baltimore Ravens, e speriamo che Barrow e Bengals quest'anno hanno avuto la prima scelta, un grande quarterback, un grande campione del futuro, abbiamo dovuto spezzarci il cuore nell'abbandonare il nostro quarterback attuale, Andy Dalton, però speriamo di sì. Allora, vengo alla domanda. Allora, no, io direi solamente che non abbiamo mai pensato a un altro Love, perché Giampaolo era autore del cioè questo è un film particolare, non è un film in cui noi abbiamo fatto un cast a un certo punto, cioè sì, per altri ruoli sì, ma Giampaolo era l'autore del soggetto, poi noi abbiamo scritto la sceneggiatura assolutamente, lui aveva in mente un altro tipo di storia, quindi poi non ha partecipato alla scrittura, però gli abbiamo fatto leggere il film subito, quindi non abbiamo neanche avuto tempo di pensare ad altri attori, però volevo dire che non diventi Paco Stillo, cioè Paco Stillo è l'anima di questo film, no? E noi abbiamo avuto la grande fortuna, dopo lunghe invece ricerche per quel ruolo, ci abbiamo lavorato tanto, è stato un ruolo difficile, abbiamo avuto incontri, delusioni, e abbiamo trovato Alessandro Roia che ha la fantastica capacità, accanto a questo personaggio che è più istrionico, più divertente, a mettere in scena, scusami, lapsus, a mettere in scena la sua anima, no? Perché penso che uno dei segreti di questo film è che uno nei suoi pregi e nei suoi difetti si sente un po' Paco Stillo, no? Nell'imparare a superare certi pregiudizi, per esempio. Assolutamente. Torno adesso per l'appunto alla domanda che citavi un attimo fa. Davide su Scusami, YouTube. No, ma fai bene a segnalarmelo, perché si ricollega esattamente a quanto dicevi, ovvero quanto c'è del personaggio di Giovanni di Piano 17 nella caratterizzazione di Paco in Song e Napoli. Io credo che Giovanni di Piano 17 sia il personaggio interpretato da Iorio. Io non so perché c'è questo nome Giovanni, perché i personaggi di Piano 17 hanno solo cognomi, non hanno nomi. Infatti Giovanni non però Antonio, quanto c'è la domanda mi fa pensare che può essere il personaggio interpretato da Iorio. Iorio perché c'è dei motivi, certo. Perché c'è questo tipo, il napoletano che odia Napoli, quindi c'è molto, perché noi abbiamo imparato a conoscere a un certo punto della nostra vita, prima di conoscere Napoli, infatti sul piano 17, il napoletano che odia Napoli, ed era proprio Antonino. Antonino, ti vogliamo bene e raccontiamo questo piccolo episodio. Antonino, ci siamo conosciuti con Antonino al Festival di Courmayeur, al Festival del Noir un giorno, e c'era pure con noi Giampaolo Morelli, perché eravamo andati là a presentare Coliandro, no? E Giampaolo Morelli gli chiede: ma ti manca Napoli, tu che vivi a Roma, no? E Antonino Iorio risponde, ce lo ricordiamo allora: no, perché Napoli è una città che mi fa cagare, infatti io a Napoli non ci vado mai, sono 10 anni che non metto piede a Napoli. Poi la conversazione porta avanti, gli dice: ma tu ci possiamo, dopodomani ci vediamo? No, dopodomani purtroppo devo andare a Napoli da mio padre. Quindi era tutto falso. Lui diceva che era 10 anni e non metteva a Napoli, dopo 2 minuti ci ha detto che non poteva venire a un impegno perché doveva andare a Napoli, e questo abbiamo imparato quel giorno da Antonino, questo particolare, questa caratteristica del napoletano che fa finta di odiare Napoli. E quindi sì, c'è molto del personaggio, se si intende quello la domanda. Bene, allora Maurizio su YouTube ci scrive: ciao Manetti, ho una domanda sulla locandina del film Song e Napoli. Di chi sono i disegni della locandina del film? In generale, voi siete sempre molto legati all'immaginario fumettistico, ad esempio nel film c'è un poliziotto che legge Le albi di Gennaro, supereroe napoletano, e Mister No, il terrore del Rio Negro. Sì, allora il disegnatore è Corrado Mastantuono, che è un grandissimo disegnatore di fumetti appunto italiano, che ha fatto un manifesto bellissimo. Io spero che voi abbiate visto quello col disegno originale di Corrado Mastantuono, che è un disegno che non è il poster ufficiale, ma è il poster nostro, del nostro cuore. Sì. La distribuzione ce lo contestò un po' e fecero un'altra versione, però sempre usando i disegni di Corrado, però non nella loro forma naturale. Sì, e poi sui fumetti noi
voglio solo dire una cosa sui fumetti. Noi amiamo molti fumetti, come amiamo tante forme d'arte, in realtà, i fumetti, come la musica, come il cinema, come la letteratura, come il teatro, non lo so, amiamo tante forme d'arte. I fumetti è una di queste, e quindi quelli sono omaggi. Noi ci teniamo un po' a distinguere tra amare i fumetti e fare un cinema fumettistico, perché noi magari non ci riusciamo, ma noi ci sforziamo di non fare mai un cinema fumettistico. Cioè, per esempio, nel portare un fumetto al cinema, noi pensiamo che l'unica operazione che bisogna fare di cambiamento è di farlo diventare cinematografico e non fumettistico. Quindi noi siamo un pochino, apparentemente, almeno teoricamente, refrattari al cinema fumettistico, però può essere che poi non ci riusciamo e siamo sempre fumettistici. Allora, poi, essendo dimmi appassionati di fumetti e leggendo moltissimi fumetti, chiaramente qualcosa poi noi c'è che mettiamo che magari sembra un po' fumettistico, come possiamo mettere qualcosa, come la musica, se ne è passato molto di musica, mettiamo delle cose musicali, ma anche i videogiochi, cioè, in molti dei nostri film ci sono molti riferimenti ai videogiochi, ma quasi inconsapevolmente li mettiamo, no? Assolutamente, qualcosa di fumettistico, dicevi, è presente. Ora viene citato Gennaro, supereroe napoletano, e Mister No, il terrore del Rio Negro. Secondo me c'è un'altra cosa, un'altra entità fumettistica che è presente in Song e Napoli e che mi sembra il momento giusto di svelare, perché ce l'abbiamo qui in collegamento, credo. Ciao. Che sorpresa! In effetti Pisa non può chiamare Tuono. Scusateci, ma era chiamata. Un piacere enorme vederti. Altrettanto. Sono qui con Ciro comunque. Allora, abbiamo l'immagine della presenza di Tuono all'interno di Song e Napoli. Così come ce l'abbiamo anche un altro fermo immagine di un'altra tuonata all'interno del mondo dei manetti, che è nell'ispettore Coliandro, con una maglietta che gli invidio, con una maglietta esattamente che ti invidia e che gli invidiamo decisamente. Ci raccontate un po' vicendevolmente com'è nata questa collaborazione, questa tuonata all'interno del mondo dei manetti? Nel caso di Napoli è nata per un incontro casuale, nel senso che è stato chiesto da Tuono, no? No, la nostra amica in comune, Barbara Oizmund. Diamo a Barbara ciò che ci Barbara. No, però mi faceva questa rubrica, non so cosa chiamarla, cosa che andavi sui set e facevi... Sì, era una cosa completamente delirante. Come tutte le cose che fai, non ti nascondere. Quindi ci è stato chiesto se poteva venire sul set a fare questa cosa. Certo che può venire, ma può partire. L'abbiamo creato una parte, insomma, per questa occasione. E da là, insomma, mai più senza. Diciamo. Anche perché noi abbiamo... Noi che appunto spesso ci ritengono un po' erroneamente, come dice Antonio, dei registi cinefili, noi in realtà siamo dei registi nerd, e quando annusiamo dei nerd come noi ci attacchiamo per diventare tutta un'unica entità di nerd che conquisteremo il mondo, perché questo poi è il nostro fine, no? Le affinità elettive, ecco. La domanda la rigiro anche chiaramente ad Andrea. Tuono, come sono questi due signori sul set, visto che abbiamo la possibilità di avere in collegamento qualcuno che, seppur per qualche piccola scena, però insomma se li è goduti? Guarda, io già sono rapito da questa immagine centrale che avete messo, che credo sia uno dei punti più alti della mia carriera, compresa quella dei fumetti, esatto. Devo dire che sono già nel IMDb, questa è un'altra cosa esatto, che già è bellissima, e niente, è stato bellissimo, è stato una confusione simpaticissima. Ed è bellissimo, tra l'altro, che nei titoli di coda tu appaia non come Andrea Paggiaro, ma come Tuono Pettinato. Questo per lo storytelling, diciamo, della tua vita è interessante. Esattamente. Allora, io volevo, prima di leggere ancora le ultime domande che ci stanno arrivando, volevo ritornare invece su un aspetto proprio cinematografico, perché giustamente Marco diceva, siamo non tanto cinefili quanto più nerd. Quando Antonio è venuto a trovarci a Pisa, però,
abbiamo esplorato un po' quelle che sono le origini e dietro all'amore per il cinema dei manetti c'è Alfred Hitchcock, c'è il maestro che proprio in questi giorni abbiamo avuto modo anche di ricordare per, come dire, proponendo all'interno della rassegna anche dei film proprio di Hitchcock. C'è un'immagine in particolare che Tuono ha disegnato per noi qualche anno fa, che racchiude un po' il senso del suspense. Era nel famoso incontro con François Truffaut. Vedi François, se ora ti do uno schiaffo così dal nulla, quello è sorpresa, se invece te lo dico prima, beh, quello è suspense. Ecco, con Truffaut giustamente spaventato, non mi picchierà davvero. Allora, volevo tornare su questo perché seppur trattandosi appunto di commedia, trattandosi di poliziesco, abbiamo parlato degli inseguimenti, sparatori e quant'altro, anche in Song e Napoli i momenti di suspense non mancano affatto. E la cosa che trovo geniale del vostro cinema è che la scena prima ti sei sganasciato dalle risate o hai avuto comunque la possibilità di sorridere, e nel momento successivo riuscite a creare esattamente quegli elementi della suspense. Quindi Marco, mi partirei da te e poi ritorno su Antonio con cui già ho avuto modo in passato appunto di chiacchierare lungamente del maestro Hitchcock. Allora, sì, sono due cose diverse. Allora, Hitchcock, sì, è vero, Hitchcock per noi è il maestro, è il cinema, tutto quello che abbiamo imparato nel fare cinema, non dico l'abbiamo imparato da lui, ma l'avremmo potuto imparare anche vedendo solo i suoi film, non c'è stato bisogno di vederne nessun altro. Tra l'altro la vignetta di Tuono è fantastica perché per assurdo è una sintesi di pagine e pagine dell'intervista di Truffaut a Hitchcock, è esattamente quello, e io mi sono accorto che spesso quando provo a spiegarla a parole la gente non mi capisce che voglio dire. Mi porterò dietro la vignetta di Tuono che lo spiega perfettamente. Quindi Hitchcock è il maestro. E parentesi personale, noi stiamo facendo in questi giorni un cineforum diciamo tra gli amici la mia figlia ha fatto un gruppo di amici e 2 volte a settimana gli facciamo vedere dei film segnalati da noi e poi ne dibattiamo insieme su WhatsApp la sera, ed è un cineforum che ci sta dando tanta soddisfazione in questo periodo, diventerà un po' il segno della nostra quarantena forse, e gli abbiamo fatto vedere grandissimi lavori del cinema, più complessi, perché Hitchcock ha la grandezza di essere molto semplice, no? Quindi film profondissimi, originalissimi, di lunghi 4 ore, no? Come sono spesso i capolavori, no? E a un certo punto l'ultimo film che ti abbiamo fatto vedere è stato Nodo alla gola di Hitchcock, no? E mentre lo rivedevo io avevo paura, perché dicevo, sti ragazzi hanno fatto vedere tutti questi capolavori altisonanti, non è che mo che sembra un filmetto, sto filmetto di 1 ora e 20 con poca carne al fuoco, no? E invece è stata una grande soddisfazione, mi sono quasi emozionato perché sono tornati tutti sono esplosi, il più bello di tutti, e quindi vedi che anche ai ragazzi ventenni di oggi il maestro arriva come deve arrivare, e siamo felici di questo. Invece l'altra domanda, scusami, era... No, era sulla suspense, sì. No, non è una domanda, sì, no, volevo solo dire, no, l'alternanza di suspense e risata. Io volevo solo dire, anche rispetto alla tua introduzione iniziale, non so se di questo pure avete parlato con Antonio, appunto, non so, è che a noi spesso ci ritengono dei mischiatori di generi, degli sperimentatori sui generi, e a noi ci fa un po' ridere ogni volta questa cosa, perché noi non ci sentiamo per niente, no, questa caratteristica, e penso che noi, ma veramente se abbiamo una particolarità, un'unicità nel panorama del cinema italiano, è che non ce ne frega niente dei generi. Io penso che siamo gli unici registi italiani che non diamo ai generi nessuna importanza, quindi se ci viene una scena comica facciamo una scena comica, se ci viene una scena di suspense facciamo una scena di suspense, non ci poniamo il dubbio di che genere di film stiamo facendo. E abbiamo capito che invece questo genere, che apparentemente non esiste nel cinema italiano, è un po' un'ossessione del cinema italiano. Si parla sempre di generi e secondo noi bisogna parlare più di, come diceva Tinto Brasso una volta, esistono i brutti film e i bei film. Effettivamente forse è l'unica distinzione possibile. Assolutamente sì. Anto, io ricordo rispetto all'argomento che mi dicesti qualcosa del tipo: quando abbiamo un dubbio su una scena, con Marco ci chiediamo come l'avrebbe girata il maestro. A memoria, vado... Questo è un po' è la verità, è la verità. È vero, questa è la verità, ci capita spesso
chiaramente quando prepariamo una scena anche giorni prima, no? Pensiamo a come girarla per essere anche sul set poi pronti, no? E molto spesso magari ci incartiamo, oppure succede che uno dice una cosa, l'altro dice un'altra, ci fermiamo e diciamo aspetta un attimo, ma cosa farebbe il maestro? E là siamo sempre d'accordo, perché il maestro, come diceva Marco, la grandezza di Hitchcock è molto semplice in realtà. Appunto la suspense, la sorpresa, cioè è molto semplice e diretto, quindi se tu vai a sapere cosa vuoi dire, cosa vuoi emozione far provare, c'hai il modo per girarla, se pensi a Hitchcock. Quindi, ma sì, perché Hitchcock è un regista, rispetto ai tanti maestri del passato, è un regista molto poco autoreferenzialista, no? Sembrava che si preoccupasse poco di cosa la critica o avesse pensato di lui, avrebbe pensato di lui, e cercava di pensare solo al film. E probabilmente se tu ti stacchi un po' dall'autoreferenzialismo, in cui a volte è facilissimo per un regista scappare, che gli scappi, ci scappa anche a noi a volte. Certo. Se tu non ce l'hai proprio né dentro, i film divengono più semplici. Vedendo la faccia dell'amico Tuono, in effetti in un modo diverso, no? Anche Tuono, no? È un artista simile a noi, nel senso che i suoi fumetti hanno tutti l'apparenza della commedia, no? Hanno tutti l'apparenza però quando tu leggi i fumetti di Tuono, tu sai cosa a lui piace e sai che non tutto quello che a lui piace è commedia, no? E anche questa stessa vignetta lo dimostra in qualche modo. Certamente sì. Io credo che uno dei testi più intelligenti letti negli ultimi 10 anni di fumetti assolutamente sia Corpicino, ma questo insomma lo sappiamo, sì. Perché ama il fumetto, sa perfettamente che insomma lì dentro ci trova l'orrore, no, del circo mediatico raccontato però con i toni di Tuono. E chiudo la parentesi su Hitchcock, Marco. Sì, dimmi Anto. No, sì. Volevo dire, rispetto pure a questo, mi leggo alla cosa di Marco che ha detto su Tuono. In effetti abbiamo una particolarità noi, no? Che quando forse Song e Napoli, poi oggi stiamo parlando di Song e Napoli, forse è l'unico film che è veramente una commedia, no? In qualche modo. Ma i nostri film non sono mai commedie e sono dei film di suspense, thriller, di fantascienza con l'azione, diciamo, e poi ci mettiamo dentro la vita, noi la vediamo molto ironica, no? Molto, ci fa ridere qualsiasi cosa che succede, perché vediamo sempre che anche nella vita, anzi soprattutto nella vita, le cose veramente succedono, cose più assurde, quindi perché non quando racconti una storia? E quindi mischiamo questa cosa, ma noi vorremmo raccontare la suspense, quindi per quello forse viene bene questo misto, no? Perché noi non vogliamo fare una commedia che hai anche paura, noi vogliamo far paura, poi il personaggio fa ridere, non so come dire, quindi in qualche modo questo misto forse funziona bene ed è una mistura, non so come chiamarla, che viene molto ai fumetti. In questo caso siamo fumettistici, secondo me. Assolutamente sì. Ma siamo culturalmente. Non possiamo dimenticare che Song e Napoli è stato scritto da Michelangelo La Neve insieme a noi, che è un grandissimo autore di fumetti, e il fumetto, molto quello italiano, molto quello giapponese, se pensiamo al tipo di fumetti, forse un po' meno quelli americani insomma classici, ma anche quelli americani. Vabbè, Spider-Man fa morire dalle risate. Oh. Hanno un misto, no? Cioè veramente vignette dove si ride e vignette dopo dove c'è magari violenza estrema. C'è questo misto sempre nei fumetti, c'è meno paura c'è meno bisogno di incasellarsi in un genere. Forse sì, è vero, è molto più libero. Volevo aggiungere, siccome sono d'accordo con quello che dice Antonio, in parziale giustificazione che lo dicevo prima, in effetti è vero, non è che noi pensiamo che il nostro cinema debba essere lontano dalla cultura dei fumetti, la cultura dei fumetti è la nostra cultura e quindi è là. Noi quando diciamo fumettistici vogliamo dire, poi stilisticamente un film deve avere lo stile di un film e non lo stile di un fumetto, però le emozioni che ci sono venute dai fumetti ce le abbiamo dentro e le vogliamo ripercorrere, insomma, assolutamente. Assolutamente. Chiudevo la parentesi su Hitchcock e poi leggo le ultimissime domande. Per un altro elemento, Marco, tu dicevi giustamente non voleva essere autoreferenziale, no? come autore. Di sicuro c'era un elemento che era che lo divertiva molto, ovvero le comparsate all'interno dei suoi film. Allora, io qui ho un'immagine che così ti butto a caso, giusto per chiudere la parentesi su Hitchcock, se è un caso o no, perché quel signore mi sembra di conoscerlo. Sì, è totalmente un caso, non è come il maestro. Il maestro
non era autoreferenziale come regista, ma era vanitoso come persona, e gli piaceva tantissimo apparire nei suoi film, e secondo me addirittura non solo gli piaceva, lui aveva capito che era un personaggio pubblico e ha capito che apparendo nei suoi film, infatti si parla tutti di Hitchcock, se c'è una cosa che sanno tutti di Hitchcock, che appare nei suoi film, no? Era una cosa che usava pure come veicolo pubblicitario, secondo me, lui. Insomma, quindi no, però qui noi un po' diverso, no? Noi un po' diverso. Noi siamo dei registi arrangioni, contrariamente al maestro che è un perfezionista, e io ricordo perfettamente questa comparsa. Da poi io e Antonio, forse un po' più spesso io, ma perché Antonio sta in camera, quindi può improvvisare meno, appaio spesso nei film, ma non c'è mai questa voglia, anzi lo dico perché è vero. Io ogni volta che si vede un mio film, spesso alla fine, no, le proiezioni mi vengono a parlare della mia apparizione. Io sono da regista, sono un po' irritato perché ci tengo più al mio ruolo di regista che al mio ruolo di comparsa. Però in questo caso mi ricordo perfettamente che proprio così stavamo girando sta scena e a un certo punto io stavo accanto a Antonio, ma ti pare un po' vuota sta strada, non passa nessuno, vabbè, va, passo io, e nel chuck, probabilmente in un chuck passo io e nel chuck prima no, improvvisando sono passato. Quindi spesso le nostre apparizioni nei film, che effettivamente c'è quasi sempre, forse quasi ogni film nostro appariamo, però sono sempre dovute alla nostra cialtroneria più che al nostro perfezionismo. Invece per Hitchcock è perfezionismo. In questo essere due, come dire, aiuta, ecco, di sicuro aiuta questo, insomma, perlomeno. Allora, c'è una domanda ancora di Sergio che dice: Amore e malavita per me, musica a parte, ha uno spirito alla Melville. È un vostro regista di riferimento? E poi quanto ha pesato il film di Bava sul vostro Diabolic, senza anticipare troppo? Allora, semplicemente Melville, certo, nel senso che Amore e malavita è un noir, no? Il noir è il genere di Melville, quindi sicuramente Amore e malavita fa riferimento al noir francese e a Melville, assolutamente sì. Per quanto invece su Bava, no, noi per quanto siamo dei gran fan di Bava, amiamo molto i film di Bava e amiamo anche il film di Bava Diabolic, però siamo da lettori di Diabolic, in realtà noi da ragazzini l'abbiamo riapprezzato dopo il film di Bava, no? Quando lo vedemmo, allora rimarremmo malissimo, non l'abbiamo visto in televisione che eravamo che figo il film di Diabolic, abbiamo visto un film che con Diabolic non c'entrava nulla. E quindi noi non è che ci siamo tenuti lontani volutamente dal film di Bava, noi stiamo lavorando sul fumetto Diabolic, quindi non c'è niente del film di Bava, non c'è nessun tipo di riferimento. Certo, essendo un grande maestro, soprattutto del visivo, un pochino quando dovevamo fare la maschera ci siamo andati a guardare ma come ha fatto il maestro Bava, quindi un po' l'abbiamo guardato, però è un film che non c'entra veramente niente. E in conclusione, via mail Federico ci scrive quando riusciremo a vedere la loro versione di Diabolic. Speriamo. Chiedetelo al Covid-19. 2000? Che hai detto, Marco? Bisogna chiedere al Covid-19. Esatto. No, vabbè, innanzitutto però vorrei dire che non è pronto il film ancora, non è finito, ci stiamo lavorando, sta in post-produzione che per fortuna col Covid è molto a rilento, ma si può fare, va lenta, diciamo, ma si può fare. E l'uscita poi quando sarà pronto non fra tantissimo, dipende molto. Ne parlavamo prima della chat, no? Con Antonio, appunto, dell'Arsenale. Chissà, si parla di forse addirittura o fine anno o inizio 2021, scusate, la riapertura delle sale. Vediamo. Speriamo che non siano talmente tanti film che devono uscire che il nostro va fra l'anno dopo, insomma, perché quando uno finisce un film vorrebbe pure vederlo, farlo vedere. Assolutamente, vorrebbe, e soprattutto vorrebbe vedere Diabolic e non il nonno di Diabolic, perché sennò uno più passa avanti più si arriva, esatto, insomma, a qualcosa di diverso. Bene, io ringrazio veramente di cuore Antonio, Marco, Manetti per essere stati con noi e averci raccontato tutto quello che si muove dietro il loro cinema e soprattutto Song e Napoli. Ringrazio l'amico Tuono per questo regalo pomeridiano che ci ha fatto e anche Ciro che vedo, appunto, il pupazzo Ciro. Speriamo veramente con tutti voi di ritrovarci, come ci dicevamo a inizio chiacchierata, presto a Pisa per parlare di cinema in sala. Insomma, per ora lo faccio. Ci ho perso. Alla fine quello che c'era più problemi di connessione è stato lui, Sì, mi davano dell'untore all'inizio. Fantastico, Ciro. Bene.